Achille Di Falco, marito di una moglie meravigliosa, padre di 3 figli altrettanto meravigliosi, una strada complessa e articolata, nel senso che comincio come infermiere nel 93 in azienda ospedaliera di Padova e dopo un lungo percorso in area critica tra le sale operatorie, le terapie intensive e l'area trapianti, sono stato catturato per la dimensione del management che mi ha da subito appassionato, anche se la componente clinica pulsa ancora dentro di me. E da quel punto di vista ho attraversato diversi ruoli, quindi l'attività di coordinamento, di responsabile di area, di dirigente, di direttore, questo nell'area clinica. Poi spostato nell'area del management ho avuto la fortuna di incrociare dei maestri su questo aspetto che mi hanno lanciato più volte la sfida e che fortunatamente ho deciso di raccogliere e li ringrazio per questo. Quindi dopo l'azienda ospedaliera di Padova c'è stata Azienda Zero, quindi come attività di coordinamento delle aziende del Veneto, c'è stata AGNAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sociosanitari Regionali, quindi il rapporto con tutte le regioni. Poi c'è stato un ritorno in Veneto di cui sono stato molto contento con il ruolo di direttore dei servizi sociosanitari dell'Ulsotto Berica e poi questa diciamo, chiamata che ho rincorso nel tempo e che sono stato fortunato che è avvenuta con un grande segno di fiducia da parte del Presidente che ringrazio tantissimo e che da un lato mi crea anche qualche preoccupazione perché spero di poter dare il massimo di me stesso e se posso anche di più. Col territorio del Bellunese è un territorio tanto affascinante quanto complicato, quali saranno le sue sfide? C'è una primissima sfida che è quella di essere accolto da questo territorio che ha una sua dimensione molto particolare, ha una sua cultura, ha delle sue tradizioni, quindi è chiaro che io ho un metodo in testa ma non lo applicherò fino a che non troverò il giusto equilibrio con quegli occhi e quei sorrisi che vedo attorno a me, che sono molto belli e sono segno però di un'identità territoriale molto importante che ha bisogno di essere conosciuta ed interpretata. Su questo stiamo cercando di fare veramente un grande lavoro di squadra. Ho trovato dei professionisti di altissimo livello anche grazie alle direzioni precedenti. Dobbiamo trovare un'intesa molto velocemente con un senso di squadra attraverso un percorso di ascolto attivo che è già cominciato. Sono intensi i momenti di riunioni, ma la prospettiva è assolutamente positiva. Qual è stata la legacy olimpica dal punto di vista sanitario? Diciamo che l'impatto delle Olimpiadi è stato un collante molto importante per questo territorio, ha avuto elementi di attrazione. Ci sono naturalmente degli strascichi in senso positivo, sia di tecnologia, sia di strutture. Ora dobbiamo cercare di impegnarci ad utilizzarli e al meglio e se possibile anche valorizzarli. Abbiamo un tema che dobbiamo affrontare insieme in un rapporto interistituzionale, ecco perché vedete che ci stiamo impegnando tanto, insomma, a avere tutti i contatti con gli elementi fondamentali di questo territorio, dalle istituzioni agli enti del terzo settore, perché il tema delle risorse umane e dei professionisti diciamo di altissimo lavoro in questo territorio è un tema molto impegnativo. Abbiamo qualche difficoltà di attrazione e quindi in particolar modo sulle professioni sanitarie su cui abbiamo qualche elemento di criticità in più e qualche aspetto anche sull'attività della dirigenza medica e quindi i nostri professionisti medici è un elemento che mi dà un po' di pensieri. Dovremmo veramente lavorarci in maniera importante, dando la dimensione che è una bellissima azienda che ha delle peculiarità molto importanti, che sa essere accogliente e sa anche proporre linee di sviluppo per i nostri professionisti.